Euroregione News. IPA Polizie d'Europa a Udine. Le città costituiscono un elemento fondamentale per la costruzione dell'Europa e la polizia locale è una risorsa preziosissima per tutte le nostre città. Lo dimostra proprio Friuli Doc. Senza la competenza della nostra polizia sarebbe impossibile organizzare un evento di questa portata. Con queste parole il sindaco di Udine, Furio Onsel, ha accolto a Palazzo d'Aronco una delegazione delle polizie europee per il tradizionale incontro organizzato con cadenza biennale nel weekend di Friuli Doc fin dagli esordi di questo evento dal comitato di Udine dell'International Police Association. Noi siamo al centro dell'Europa, raccogliere rappresentanti delle polizie locali e delle polizie da oltre una decina di città ed è un'occasione che si ripete ormai in tutta la storia ventennale di Friuli Doc con la cadenza biennale. È una cosa bellissima il pensare che delle delegazioni sono venute qui proprio per confermare il loro rapporto di amicizia e di collaborazione con la città di Udine, con le forze di polizia, anche da posti così lontani come la Polonia, dalla Francia e da Praga. È veramente molto importante e significativo. Come ho ricordato, Friuli Doc parla certamente dei valori gastronomici e non gastronomici, però i valori nascono soltanto dai valori morali e le polizie locali sono i primi, in prima linea ad aiutarci a conservare questi valori e a promuoverli, e dunque è molto importante questa manifestazione. Io sono molto riconoscente all'IPA di Udine per questo straordinario evento che arricchisce la nostra manifestazione. Le delegazioni, in tutto 35 ufficiali, erano composte da rappresentanti di 10 città di 7 diversi paesi europei: Slovenia, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Serbia. La delegazione finlandese, anch'essa giunta a Udine, è stata costretta ad un rientro anticipato per gravi motivi. Le rappresentanze erano accompagnate dal presidente del comitato IPA di Udine, Gianfranco Canci. Questo tipo di manifestazione ormai va avanti da 10 anni con cadenza biennale e per me è una grossa soddisfazione poter ospitare tutti questi colleghi, questi amici che sono tutti legati all'International Police Association, che è un'associazione che aggrega in tutto il mondo la polizia in genere, e quindi sono legati da un'amicizia particolare che ha un motto in lingua esperanto che è servo per amicheco, che vuol dire servire attraverso l'amicizia, e questo dice tutto. Dopo l'incontro e lo scambio di doni con il sindaco Onsel e con il comandante della polizia locale di Udine, Sergio Bedessi, le delegazioni sono state accompagnate dall'IPA in visita a Friuli Doc e in 3 diversi locali tipici del Friuli hanno potuto degustare le specialità enogastronomiche friulane. Euroregione News.